Siamo al Teatro Ristori di Cividale del Friuli. Ecco, qui è iniziato il mio rapporto con il Friuli, con l'ERT, 18 anni fa. Mi sembra impossibile, 18 anni è la maggiore età. Ecco. Da un lato mi sembra di essere stato sempre qua, cioè mi sono talmente inserito che mi sembra una vita. Mentre invece dall'altro mi sembra che sia passato poco tempo, sì, 7, 8, 10 anni forse. 18 fa veramente impressione. Nel 2004 Moni Ovadia viene nominato direttore del Mittelfest e mi chiede di fare il direttore organizzativo del festival. E qui riparte il mio rapporto col Friuli. Facciamo un festival molto bello, è stato veramente ci abbiamo lasciato il cuore su quell'anno, e il direttore dell'ERT, storico che mi conosceva appunto per quando venivo in tournée, Rodolfo Castiglione, mi propose di subentrare a lui all'Ente Regionale Teatrale. Quindi dall'ottobre del 2004 mi sono trovato all'ERT, mi sono trovato benissimo, ho trovato 3 presidenti che si sono divisi nei 18 anni, che sono diventati degli amici. Mi ricordo sempre quando feci il primo colloquio con l'allora vicepresidente Angelo Cozzarini, che dovevano decidere la mia assunzione, fu la prima volta che lo vidi. Poi abbiamo lavorato insieme per 10 anni e ho trovato veramente un fratello maggiore, proprio è stato un rapporto strettissimo. Tra l'altro siamo arrivati in un momento difficile per l'ERT, sia col mondo della politica in regione, sia coi teatri di produzione, per tanti motivi, e abbiamo rilanciato l'ERT, e soprattutto devo dire per merito di Cozzarini, perché lui conosceva a fondo la realtà della regione ed era stimato da tutti. Due sono stati i cardini: rimettere in piedi i rapporti tra ERT, ente di distribuzione, e tutti i teatri di produzione con cui c'era un rapporto conflittuale, e abbiamo creato ARTS, un'associazione che riuniva tutti, una cosa epocale per la regione. E abbiamo messo in piedi una cosa che ha funzionato bene, dicendosi le cose, cioè loro hanno cominciato a pensare spettacoli che potessero circuitare, quindi sia come gusti del pubblico e dall'altro anche come dimensioni, cioè adatti ai nostri palcoscenici. E quindi su quello si sapeva che se noi non li ospitavamo veniva da problematiche reali, e loro venivano incontro, e però noi privilegiavamo chiaramente le produzioni della regione. Oggi hanno un grande spazio nell'ERT e sono tra l'altro produzioni di qualità che girano in tutta Italia. Il secondo punto è rinforzare l'attività nei comuni, con cui i rapporti erano abbastanza buoni, ma la scelta vincente che abbiamo fatto io e Cozzarini è stato per far carico all'ERT dell'assunzione di persone di ogni singolo centro, che abbiamo messo in molti casi a disposizione anche per le attività del comune. Questo ha permesso di lanciare veramente questi teatri, e penso teatri che allora faticavano, Magnago, Sacile me lo ricorderò sempre. Andai con Castiglione a vedere Paolo Poli, quindi uno spettacolo di grande qualità, e c'erano 100 persone. Oggi abbiamo 500 abbonati. Proseguendo in questi personaggi, in questi 3 presidenti, il secondo è stato Alessandro Malcangi. Era un funzionario della regione vicinissimo al teatro, si occupava che è andato in pensione, fu ben lieto di diventare presidente dell'ERT. Anche qui altri problemi, in quegli anni l'ERT diventa circuito multidisciplinare, quindi oltre alla prosa, il nostro storico cavallo di battaglia, siamo occupati di musica e di danza. La musica, siamo stati aiutati dalle competenze specifiche notevoli che aveva in questo campo proprio Alessandro Malcangi, e poi qui abbiamo iniziato una collaborazione molto stretta con gli enti che facevano musica in regione, quindi proprio ospitandoli nei nostri teatri. Per la danza, per il circuito proprio danza regionale, era artisti associati, proprio per gli ottimi rapporti che si erano stabiliti con Bramo e artisti associati in Arts. Loro hanno rinunciato a presentare la domanda al Ministero come circuito danza e sono diventati consulenti danza del circuito multidisciplinare ERT.
In più per la danza contemporanea c'è una collaborazione molto continuativa con gli Area Rea. La terza figura, il terzo presidente, appunto è Sergio Cuzzi, l'attuale presidente. Con Sergio Cuzzi abbiamo avuto due momenti diversi tra loro, importanti. Il primo è stato bellissimo, la festa dei 50 anni dell'ERT nell'autunno del 19, proprio pre-pandemia. Secondo è stato affrontare i 2 anni e mezzo di pandemia e insieme abbiamo cercato di affrontare al meglio questa situazione veramente totalmente imprevista. E quindi 3 presidenti, poi ricordo tra le figure, perché dell'anno che sono arrivato vicepresidente dell'Angela Felice col Teatro Club, e quindi anche lì un rapporto di grande stima che si è instaurato. Penso a Giovanna Nadali, che è stata il nostro revisore per 18 anni, penso ad Anna Manfredi e poi devo dire tutti i consiglieri che ho avuto in questi anni, sono tantissimi quindi non sto qui a citarli, che veramente hanno lavorato di comune accordo per l'ERT e questo è stato importante. Si parlava prima, dopo il periodo bellissimo del 50 anni dell'ERT, subito dopo c'è stato il periodo più brutto di questi 18 anni, i 2 anni e mezzo anche di pandemia. Il problema era l'incertezza continua. Abbiamo programmato e riprogrammato, oggi comincia già a sembrare irreale, allora porto via centinaia di telefonate, ore e ore e giornate di incontri anche col Ministero e con la Regione su questo tema. È stato un impegno sia a livello promozionale che a livello di convincere la gente a superare le paure. Però c'è stata una bella risposta che non è stato così in tutta Italia e abbiamo ripreso bene, abbiamo fatto molte repliche, abbiamo recuperato tanti spettacoli e la gente è tornata. È cambiato il pubblico perché è cambiata la società naturalmente, negli anni si è evoluta, è cambiata eccetera. Posso dire che il nostro pubblico è ringiovanito, sicuramente l'età media si è abbassata. Io ho la convinzione che il teatro, soprattutto nei circuiti e nei piccoli centri, sia un punto di aggregazione, questa è la cosa fondamentale. Cerchiamo di far crescere e stimolare il pubblico, ma il nostro compito è anche dargli un luogo dove trovarsi, incontrarsi, eccetera. Una volta si diceva, parlando della SIAE, si diceva in ogni piccolo centro c'è il posto dei carabinieri, la chiesa e l'opera e la gente SIAE. Ecco, io vorrei che in ogni posto ci fosse anche il teatro, perché diventa il punto di ritrovo della comunità e credo che in questi anni siamo riusciti a farlo. Quindi rispetto a come sono stati, i teatri sono sicuramente molto più pieni di un pubblico che ama ritrovarsi. Oltre ad essere aumentato il pubblico, naturalmente il pubblico è aumentato, sono aumentate anche le piazze. Quando sono arrivato qua io nel 2004 erano 15 le piazze, oggi sono 28, quindi un grosso allargamento, un grosso sviluppo, con realtà molto diverse tra una e l'altra. Diciamo i comuni si impegnano tutti nel sostenere, quando uno apre il teatro sa che va incontro a dei costi che non sono solo quelli della stagione teatrale, ma sono proprio quelli di tenere aperto il teatro, il riscaldamento, la luce e soprattutto il personale di cui dicevamo prima. Tante situazioni, una diversa dall'altra, però che tutti hanno dimostrato grande amore per il teatro. Ecco questo, chi usando il personale nostro, chi usando i service, chi usando personale comunale, insomma tutti si sono dati da fare. Noi facciamo tra l'altro un'attività enorme di teatro scuola che parte dai nidi e arriva fino alle medie inferiori, dove facciamo un 150 repliche in 80 piazze, quindi lì c'è un interesse per l'adolescenza. Il pubblico tra i 20 e i 30 anni è difficile per tutti, ecco. Aderisce più sul discorso musical, sul discorso comico, perché sono titoli famosi o personaggi famosi. E se no ci vuole un lavoro dietro, come facciamo nelle medie superiori, con progetti specifici, come Adotto uno spettacolo nel Pordenonese o come Dentro la scena a Monfalcone. Sono cambiati anche i gusti del pubblico, ancora prima del 2004, ma abitudine si vedeva il teatro nel fine degli anni 90 e così, teatro in televisione, dopo invece sono stati più
personaggi televisivi che si sono messi a far teatro. I primi, quelli che sono miei amici che ho portato qui in regione, eccetera, che diciamo sono cresciuti con me, penso ai Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, Silvio Orlando, Gioele Dix, sono tutta gente che veniva dal teatro, aveva fatto scuola di teatro, ha fatto anche televisione e cinema, ci sono stati gli strumenti che li hanno fatti conoscere dal grande pubblico, però sono nati in teatro. Poi ci sono stati anche personaggi esclusivamente televisivi che a volte hanno funzionato in teatro e altre no. Se penso alla prima tournée l'ho fatta 50 anni fa, questo mi fa ancora più impressione. Ho conosciuto tanti attori e molti li abbiamo ritrovati qui. Alcuni conoscevano benissimo il Friuli, penso a Sebastiano Somma che ha fatto qui il militare, penso a Paolo Rossi, originario di Monfalcone, ma altri conoscevano meno il Friuli, Paolo Ende lo conosceva meno e hanno girato e hanno conosciuto tanti di questi centri che se no magari si arriva la sera, si fa lo spettacolo e si riparte, perché il Friuli è bellissimo e hanno apprezzato delle località che non conoscevano. Poi altri artisti, amici che hanno imparato a conoscere il Friuli, penso a Paolo Triestino, penso al gruppo del Golden che ha fatto Casa di Famiglia. Non potrei dimenticare due attori che hanno la comune fede interista, Enrico Bertolino e Enzo Iacchetti, che vengono spesso nelle stagioni dell'ERT e oramai amano il Friuli come fossero nati qui, diciamo. E poi il Friuli è stato perché anch'io ho conosciuto degli attori che invece non conoscevo assolutamente, e attori nati e formati qui. Giuliana Musso, ormai attrice famosissima, Marta Cuscunà, e poi il trio Fantini, Moretti, Scruzzi, perché Fantini, Moretti e Scruzzi sono veramente tre attori di grande qualità e mi ricordo che io, prime volte che li vidi, dico ma voi dovreste girare in tutta Italia perché sono veramente bravi. Ecco, i pareri sono sempre entusiastici perché trovano i teatri pieni ed è la prima cosa che fa piacere a un attore. Li trovano caldi e tenuti bene, che non è sempre così nel resto d'Italia. E sentono l'affetto del pubblico, questa è una cosa molto importante, oltre poi i luoghi comuni, la cucina, si mangia bene, eccetera. Però questo, il calore del pubblico, la vicinanza del pubblico, il clima che abbiamo creato in questi centri di aggregazione tra pubblico e attori è estremamente importante. E qui è una delle mie presunzioni, diciamo, di aver contribuito a creare questo clima. A me ha fatto molto piacere che un attore, Paolo Triestino, in serate dove io non ero in questo periodo a teatro, abbia detto: avete avuto Manzoni che oltre a amare il teatro, e questo chiunque fa questo mestiere se no non va avanti, ama il pubblico e gli attori, e questo per me è una cosa a cui tengo moltissimo, che amare il pubblico è importante, e quindi sono stati abituati per tanti anni a vedermi sempre la sera nei vari teatri. Dunque, si concludono qui i 18 anni con l'ERT, si portano via tanti ricordi, tanti volti di persone, tanti amici, però non è un addio al Friuli. Penso che il Friuli rimarrà parte della mia vita, penso che appunto perché rimangono tanti altri amici tornerò spesso a trovarli, spero di venire anche a vedere degli spettacoli, oltre a venire come turista, perché è una regione che mi piace molto, è una regione dove in mezz'ora si va al mare, si va in montagna, si vedono dei borghi bellissimi. Io non solo gli attori, anch'io ho conosciuto il Friuli venendo all'ERT. Ti porti quello che hai fatto, ti porti tanti spettacoli in regione, cioè nel senso proprio di libretti, che vedono gli spettacoli che hai presentato, ti porti alcune relazioni alla regione che sono noiosissime quando le fai, ma che poi ti riassumono tutti quegli anni. Ecco, più tu ti ricordi che sono più che altro nella mente che da altre parti. Ecco. È stato commovente come sono stato salutato da novembre in poi da tutte le 28 piazze. Ecco. Torno a casa carico di targhe, di scritte di sindaci a nome della comunità, degli abbonati per quello che ho fatto per la regione, e perfino grappe giganti con scritte e i bicchieri personalizzati, anche grembiuli con scritte dei fan club di Zoppola.
le standing ovation del pubblico, il pubblico mi diceva ma non ci abbandoni, torni a trovarci, venga da noi, ecco. Questa è la parte che mi pesa più lasciare, ecco, tante cose burocratiche così, oramai arrivato adesso sono anche un po' contento di lasciarne. La parte serate col pubblico e con gli attori è la parte che spiace di più lasciare, mancherà il pubblico, le serate e l'adrenalina che tutto vada in scena, perché anche quella al momento uno la vive malissimo, però poi gli dà quella carica per aspettare l'apertura del sipario. Ah, ecco che cosa mi porto. Non mi porto via la valigia, ma non l'auto con 700.000 chilometri. 700.000?